L'ultima relazione del pomeriggio è quella di Margherita Bolla su Carlo Anti e Verona, la sua città di origine. Prego. Buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto Veneto per l'organizzazione del convegno e poi Paola Zanovello, Carlo Urbani, Alessandra Menegazzi, Giulia Deotto e Matteo Fabris per avermi aiutato sia nel recupero di documenti sia fornendomi informazioni. Come noto, la famiglia di Anti, di origine veronese, si trasferì nel 1889 presso Villafranca, nella villa di un amico di famiglia, perché il padre, che era ingegnere idraulico, doveva dar luogo a dei lavori di canalizzazione, che oggi tra l'altro sono quasi del tutto stati obliterati. Carlo Anti nacque quindi in un certo senso un po' per caso nella stanza che è indicata con il quadrato rosso, almeno secondo gli attuali proprietari della villa. Egli ritornò comunque ben presto a Verona, che considerò sempre e correttamente la sua città, il suo luogo d'origine. Riguardo al tema del rapporto tra Anti e Verona, si tratta di un tema che è già stato ampiamente trattato, in primo luogo nelle commemorazioni che si sono tenute nella città fra il 61 e il 63, subito dopo la morte, in particolare quelle di Luigi Polacco e di Piero Gazzola. Poi nella premessa di Lanfranco Franzoni nel volume dedicato a Anti nel 1990 da Elena Ghedini e Federico Biondani e poi ancora in un ulteriore contributo di Franzoni negli atti del convegno che si tenne per il centenario della nascita, di cui già abbiamo sentito parlare, tra Verona, Padova e Venezia nel 90, editi nel 92. Sono però stati possibili alcuni approfondimenti rispetto a quanto è già stato detto in passato per il recupero di alcuni interessantissimi documenti conservati proprio presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, per la pubblicazione dei diari di Anti di cui abbiamo sentito parlare e in particolare la trascrizione integrale, quella uscita nel 2011, e per pochi altri documenti che sono stati reperiti a Verona, alcuni già utilizzati per un convegno su Antonio Avena, protagonista importante della cultura veronese del Novecento, un convegno che si tenne nel 2002. Quindi ho pensato di tralasciare i temi che sono già stati approfonditi in passato, come ad esempio la ricostruzione dell'Arco dei Gavi o altri temi che sono stati molto studiati, per concentrare l'attenzione su alcuni aspetti che sono invece meno noti e che sono la catalogazione dei materiali del Museo Civico di Verona, i rapporti fra Anti e due veronesi, cioè Antonio Avena e Pino Casarini, alcune osservazioni sullo studio che Anti aveva in animo di compiere sul teatro romano e poi, non meno importante, l'affetto che egli ebbe per la città d'origine, per Verona. Riguardo alla catalogazione che venne compiuta al Museo Civico, alcuni documenti hanno rivelato che non riguardò soltanto le lucerne che furono poi l'argomento della sua prima pubblicazione, in 4 parti nella rivista Madonna Verona, ma riguardò invece altre classi di materiali, le terracotte, la ceramica figurata, i bronzi figurati, poiché Antonio Avena gli chiese di compiere questa revisione, questa catalogazione in vista di un nuovo allestimento. Riguardo alla pubblicazione sulle lucerne, sappiamo che ebbe una che fu ben vista, ben valutata da molti, tra i quali anche Franzoni e poi gli estensori del più recente catalogo delle lucerne del Museo Archeologico, Anna Maria Larese e Daniele Sgreva. Però anche il lavoro che Anti dedicò ai bronzi figurati è di notevole interesse. Anti tra l'altro aveva chiesto di poter avere delle fotografie
almeno di alcuni bronzi, perché voleva dedicare ad essi una pubblicazione. Egli affrontò lo studio con un metodo molto rigoroso. Innanzitutto predispose un ricco insieme di schedine bibliografiche, a volte con la sintesi dei contenuti, la registrazione di confronti e anche delle indicazioni per andare a reperire il testo, il volume o l'articolo che veniva schedato. Le date di edizione dei volumi schedati arrivano fino al 1937, quindi attestano che l'idea di Anti di arrivare ad una pubblicazione di questi materiali continuò per molto tempo, dal 1912 fino quasi alla fine degli anni 30. Anti però ormai era coinvolto in altre imprese e non concretizzò mai questa sua idea. Nella schedatura dei reperti suddivise i bronzi fra grandi e piccoli. Nelle schede emerge in modo molto chiaro l'interesse per i dettagli tecnici e la tendenza a scrivere delle osservazioni sintetiche ma molto accurate. Per tutti i frammenti di grande scultura che Anti considerò, è stato possibile trovare corrispondenza con quelli che sono conservati oggi al Museo Archeologico. Gli appunti di Anti hanno rivelato tra l'altro che la perdita o la confusione di alcune provenienze si era verificata per alcuni frammenti scultorei praticamente quasi subito dopo la scoperta, nei primi 20 anni dopo la scoperta. Riguardo alla piccola plastica, sono conservate negli appunti di Anti 150 schede di bronzetti romani oppure pseudo-antichi ma legati al mondo classico, in alcuni casi con schizzi illustrativi. Invece, per quanto riguarda i bronzetti preromani, restano solo alcuni disegni, non schede, forse perché Anti aveva pensato di rinviare ad un secondo tempo il loro studio. Tra l'altro si può osservare nei disegni di Anti una mano sicura e una notevolissima capacità grafica. La cosa interessante è che in queste schedine Anti registrò dei numeri o delle notizie che in seguito sono andate perdute, probabilmente negli anni 50, quando venne attuata una sorta di campagna generale di restauro dei bronzi. Quelle informazioni, infatti, non risultano nemmeno nei cataloghi dei bronzetti realizzati da Lanfranco Franzoni. L'interesse di Anti si era concentrato sulle figure divine e umane a tutto tondo, come era normale in quell'epoca, anche per la difficoltà oggettiva che presenta lo studio di altri materiali, come ad esempio gli animali. Le schede di Anti rivelano una conoscenza matura, pensiamo che qui siamo nel 1912-1913, quindi subito dopo la sua laurea, con la capacità di individuare dei dettagli tecnici delle parti di restauro. Sono però delle schede molto sintetiche. È stato comunque possibile arrivare a identificare circa 140 bronzetti su 150, realizzare una tabella di concordanza e recuperare moltissime notizie proprio grazie ai dati registrati da Carlo Anti. In particolare le nuove informazioni sono relative all'appartenenza di molti bronzetti ad alcune collezioni confluite nel museo, in particolare quella settecentesca di Jacopo Verità, che ci sfugge per una conoscenza completa, perché non ebbe a suo tempo una pubblicazione complessiva illustrata. Ma l'apporto forse più interessante è dato dal recupero della provenienza di alcune figure, in particolare questo lare, che è eccezionale sia per qualità sia per altri aspetti, già noto agli studiosi come di provenienza ignota e che invece risulta, proprio grazie alle schedine di Anti, scoperto nell'Ottocento a Verona negli scavi per la regolamentazione dell'Adige. Abbiamo visto che questa catalogazione fu affidata ad Anti da Antonio Avena. Dopo questo lavoro i rapporti tra i due continuarono. Avena era in pratica dal 1910, anche se non in modo formale,
era il direttore dei Musei Civici Veronesi, lo diventerà poi ufficialmente nel 1920. Avena si trovò nel 19 ad affrontare la prima scissione del grande museo civico veronese e doveva creare quindi in prima istanza il museo archeologico al Teatro Romano che esiste tutt'oggi. Avena non era un archeologo, era bibliotecario e storico dell'arte, quindi interpellò in prima istanza Gherardo Ghirardini, che però non poté accettare l'incarico dell'allestimento perché si trovava a Bologna e per questioni quindi di competenza territoriale. Avena si rivolse allora a Anti che era ancora un giovane, però evidentemente gli riconosceva una notevole competenza. Gli chiese dei consigli, ma non gli propose però di progettare l'allestimento. Anti rispose fornendo notizie, fornendo suggerimenti, ma segnalando, come del resto aveva già fatto Ghirardini, la necessità di avere delle conoscenze specifiche per condurre in porto questa impresa. Avena invece proseguì poi da solo, diede vita a un allestimento estetizzante in cui di fatto la valenza archeologica e la storia stessa dei materiali finivano con l'essere secondari. Tra il 20 e il 32 Anti comparve sulla scena veronese soprattutto fra i promotori e poi come consulente archeologo per la ricostruzione dell'Arco dei Gavi. Alcuni ascrivono a lui la maggior parte dei meriti, anche se in questa impresa Avena ebbe la direzione artistica. Fra il 33 e il 35, in vista delle celebrazioni per il bimillenario augusteo, la Federazione Fascista di Verona stimolò il comune a realizzare, d'intesa con la Soprintendenza ai Monumenti, una completa ricostruzione della cavea del Teatro Romano. In seguito il progetto venne ampliato e poi limitato alla sola realizzazione di una cripta sotto la chiesa di Santa Libera, quella che vedete, vediamo se non c'è la freccina, nella chiesa di Santa Libera che si erge appunto nel teatro. Questa cripta doveva accogliere le salme dei caduti veronesi per la causa fascista. La vicenda di questo mancato restauro, mancato per fortuna, del Teatro Romano è narrata in un articolo di Franzoni che la considerò chiusa per motivi ignoti nel 1935. In realtà è stata reperita una delibera del Comune di Verona del 1936 in cui si dice che venne costituita una commissione per esaminare questo progetto e di questa commissione dovevano far parte Carlo Anti, in quanto rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Fiocco, di cui abbiamo già sentito parlare oggi, e Gianni Boccoli, che era l'ingegnere presidente della commissione comunale per i monumenti. Non sono state individuate notizie successive e il progetto della cripta, di cui vediamo dei disegni conservati presso la Soprintendenza Verona, non ebbe seguito. D'altra parte, la sua realizzazione avrebbe comportato un intervento estremamente invasivo in una delicatissima zona archeologica. Non sappiamo se in questo non realizzazione del progetto vi sia stato anche un intervento della Commissione, quindi eventualmente di Anti. In seguito Carlo Anti, che pure aveva espresso dei giudizi positivi sull'operato di Avena, in diverse occasioni manifestò delle perplessità sul suo modo di agire. Ad esempio nel 1947 Anti andò a visitare la mostra di pittura veronese a Castelvecchio, di cui qui vediamo un'immagine, allestita da Avena come espressione della volontà del museo di ripresa dopo la guerra. Nei diari Anti esprime ammirazione per l'affresco di Pisanello, quello che vedete qui in fondo, di San Giorgio e la Principessa, che oggi è nella chiesa di Sant'Anastasia, ed esprime anche ammirazione per altre opere, ma afferma in modo piuttosto sarcastico che i criteri di selezione dell'insieme non furono assolutamente ben ponderati.
Del resto, Anti si dimostra piuttosto ostile ai musei comunali. Il suo giudizio era che fossero tutti uguali, senza mezzi e distruttori più che conservatori dei materiali. Ai lavori del Palazzo del Bo avevano collaborato alcuni veronesi, principalmente l'architetto Ettore Fagiuoli e Pino Casarini, che Anti aveva chiamato a decorare la cosiddetta basilica. L'artista vi aveva anche inserito un ritratto di Anti in veste di rettore. Dopo la guerra, Anti ebbe ancora occasioni di confronto con Casarini. Nel 1948 andò a seguire il suo lavoro di frescante a Castelvecchio. Casarini dipinse infatti il Fregio della musica, che oggi non è visibile, sulla zona superiore delle pareti del Salone dei Concerti, cioè l'attuale Sala Boggian a Castelvecchio. Anti esprime nei diari una valutazione complessivamente positiva dell'opera di Casarini, ma nota anche alcune eccessive coincidenze con il grande fregio realizzato da Giulio Aristide Sartorio tra l'8 e il 12 nella Camera dei Deputati a Montecitorio, rivelando quindi ancora una volta una notevole conoscenza dell'arte contemporanea, dell'arte del Novecento. Nel 1948 si situa un episodio ignoto fino alla pubblicazione dei diari, di cui furono ancora coprotagonisti Avena e Casarini. Abbiamo sentito delle notevoli ricerche compiute da Anti sui teatri e sappiamo appunto che nel 47-48 erano uscite la pubblicazione sui teatri greci e quella poi sul teatro di Siracusa. Anti aveva proposto in alcuni teatri l'esistenza di quello che chiamò il sistema eschileo delle antenne, cioè un dispositivo per l'esposizione di fondali scenici mediante aste estensibili, e parlò di questo sistema a Casarini. Casarini ebbe l'idea di applicare l'espediente con la collaborazione di Antonio Avena alle scenografie delle opere liriche in arena. E infatti nel 1948 il sottopalco dell'Arena venne meccanizzato con l'impianto di 14 antenne in traliccio di ferro prolungabili fino a 9 metri di altezza, azionate da motori. Questa innovazione consentiva dei mutamenti di scena più rapidi ed efficaci e portò molti consensi ad Avena e Casarini. Carlo Anti si recò a Verona nell'agosto del 48 a vedere questo dispositivo e chiese, con molta educazione a quanto sembra, che il suo contributo come suggeritore di quest'idea venisse riconosciuto anche soltanto oralmente. Sia Avena che Casarini si rifiutarono in modo categorico. In realtà io credo che il contributo di Anti alla realizzazione di questo dispositivo fosse in qualche misura indubitabile. Questo non comportò però un'interruzione dei rapporti tra Avena e Anti, anzi egli volle attuare con Avena una collaborazione per un progetto di studio del teatro romano in cui chiamò anche a collaborare Italo Gismondi, che abbiamo già visto attivo in altre sue campagne di studio e di scavo. La planimetria che fu realizzata in quell'occasione e documenta lo stato del teatro dopo i grandi restauri degli inizi del Novecento fu utilizzata da Anti nel 1959. Lo studio dell'edificio fu invece poi proseguito da Lanfranco Franzoni, curatore del Museo Archeologico al Teatro Romano e anche allievo di Anti, cui Anti stesso diede una tesi su alcuni aspetti del teatro. Nell'archivio dell'Istituto Veneto sono conservate alcune fotografie, soprattutto relative alle sculture del teatro e a particolari delle cosiddette passeggiate, e diversi appunti. Mettendo a confronto questi appunti con quanto Anti dice nei diari, sembra che egli avesse, come già è stato notato nell'intervento precedente di Jacopo Bonetto, che partisse da una convinzione già ben radicata prima di arrivare ad esaminarla. Egli
riteneva che l'edificio avesse avuto una storia complessa, una storia in più fasi, e quindi tentò di individuare queste fasi in diversi punti, quelli che poteva esaminare, che poteva vedere, in particolare della cavea. Nella cavea egli individuò 2 tipi di gradoni, notando anche quell'errore che era stato compiuto nel restauro degli inizi del Novecento riguardo all'inserimento di una scala centrale, un tema che sarà poi pienamente sviluppato da Franzoni. Anti esaminò anche il loggiato in summa cavea e le sue epigrafi, anche qui individuando alcune distinzioni. Ma un'ulteriore difficoltà per lo studio del teatro fu determinata dal fatto che in quell'area erano esposti molti monumenti, di cui non era chiaro allora, come è chiaro oggi, che provenivano da altre zone della città. Così Anti quindi attribuì al teatro, ad esempio, dei supporti di monumenti funerari a tavola, i cosiddetti Tischgräber, con tritoni e teste di Medusa, pensando che potessero appartenere al parapetto del proscenio. Come ultimo tema da trattare va ricordato l'affetto per la città di Verona, un affetto immutato nel corso degli anni che emerge in particolare dalla lettura dei diari. È il luogo della memoria, è il luogo dove anche è collocata la tomba di famiglia. La sua caratteristica principale era per Anti la bellezza e la sofferenza dello studioso per i bombardamenti che sfigurarono la città fu davvero una sofferenza profonda. In quanto direttore generale delle arti della Repubblica Sociale Italiana, egli fu pienamente consapevole del pericolo gravissimo che la città correva più di altre, perché era posta in una posizione strategica sulla strada per la Germania. Quindi cercò di proteggere alcuni monumenti, cercò di far allontanare le truppe dal centro storico e cercò, del tutto inutilmente, di evitare la distruzione dei ponti. Dopo il secondo conflitto mondiale, la dedizione alla sua città d'origine non venne meno, anzi forse si accrebbe con l'impegno nella ricostruzione del Ponte Pietra, che abbiamo visto abbattuto nella immagine precedente nel 1945. Anti partecipò anche come docente alla Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche dedicata a muratori, cioè al primo nucleo di una facoltà universitaria di storia a Verona. E poi sollecitò spesso a indagini archeologiche nei luoghi della città che riteneva più significativi, come l'area del foro, quella che poi si è rivelata la sede del Capitolium, oppure la sommità del Colle di San Pietro, da lui considerata un grande archivio della storia veronese. Quindi non smise mai di dimostrare affetto nei confronti della sua città natale. Grazie per l'attenzione. Grazie anche a Margherita Bolla per questo suo contributo. Il pomeriggio è volato, merito dell'interesse delle relazioni presentate e della efficacia espositiva dei relatori.